Il mio ISEE è di 20.001,65 euro, perciò io l'ho superato di 1,65 euro. E così la signora Claudia Zancarello, pensionata 67enne di Mestre che vive in una casa Ater del quartiere Pertini, oltre a vedersi quadruplicare il canone d'affitto, ha pure ricevuto l'avviso di sfratto per 1,65 euro di ISEE in più. A fare cumulo il trattamento di fine rapporto del caro marito per giunta estinto. Al TFR di mio marito che avevo messo da parte, perché io sono vedova. Perciò in più io ho 890 euro di pensione. Se lei comincia a levare 400, quasi 400 euro di affitto, 62 di condominio, le altre utenze che devi pagare, con che cosa mangio? Non si sono chiesti che una persona ha un reddito di 800 euro al mese. E purtroppo è così. E in più mi hanno dato anche lo sfratto. Dall'Ater, dove si è recata documenti in mano anche per scongiurare lo sfratto, ecco cosa si è sentita dire. E l'Ater mi ha risposto: facciamo domanda di revisione e vediamo. Aspetti la risposta, la manderemo per posta. Questo è quello che mi è stato detto. Quanto tempo fa? Una settimana fa sono andata all'Ater. Per la pensionata una tripla amara beffa. Perché se io mi si rompe un dente, cosa faccio? O la macchina si rompe perché è una macchina di 13 anni, come faccio? Non lo so. Nel frattempo la signora Claudia, con 890 euro di pensione, ha diligentemente pagato anche il quadruplicato aumento d'affitto, nell'attesa di uno storno o rimborso, affinché il suo caso venga presto preso in mano anche dalla regione. Guardi lei, se è possibile. Questa legge è sbagliatissima perché ci saranno i furbetti, sono d'accordo, ma i furbetti non sono quelli che si sono messi via i risparmi